Buongiorno, ben ritrovati in un appuntamento con l'informazione di Telefriuli per riprendere la scuola in presenza per tutti senza più dover ricorrere alla DAD. La percentuale di riempimento dei mezzi pubblici dovrà salire all'80%. Sono i calcoli che fa il Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga in un'intervista al Corriere della Sera, citando studi recenti. Fedriga fa riferimento anche ai sistemi per abbassare il rischio di contagio sui bus. Stiamo varando un piano che prevede di installare impianti di areazione sui mezzi come quelli che ci sono oggi sui treni. È un filtraggio sicuramente utile, non annulla il rischio ma aiuta. Servirà la vaccinazione obbligatoria dei docenti per partire in sicurezza? Qui da noi non è necessaria, afferma il Presidente del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo praticamente il 100% dei vaccinati tra insegnanti e personale ATA. Bisognerà vedere se qualche regione ha particolari sofferenze e decidere come agire in quei casi eventualmente. Sul tema vaccini, Fedriga afferma che il Paese deve essere accompagnato per uscire una volta per tutte dall'emergenza trovando soluzioni condivisi, non radicalizzando e ideologizzando tutto. Lo ha detto a Salvini? Salvini è stato criticato dai Novax perché si è vaccinato come da chi dice che servirebbero i vaccini obbligatori. Questo succede a chi cerca una mediazione. CGIL e amministrazione regionale ferri corti sulla sanità. Il sindacato questa mattina è sceso in piazza a Trieste per chiedere alla Giunta Fedriga maggiori assunzioni e non mancano le polemiche per la mancata convocazione sulla discussione dei fondi aggiuntivi per il personale. Nervi tesissimi sull'asse CGIL Giunta regionale in campo sanitario. Ieri il vicepresidente Riccardo Riccardi ha sottoscritto con CISL e Will l'accordo per le RAR, le risorse aggiuntive regionali che le aziende sanitarie utilizzano anche per pagare le ore aggiuntive, senza però sentire le altre sigle. Sono previste risorse extra, risultato che viene rivendicato dalla CGIL. Primo risultato è che la lotta paga, perché oggi siamo qua, ma proprio sapendo che oggi saremmo stati qui, l'assessore ieri ha riaperto il tavolo del RAR. Lo ha riaperto purtroppo chiamando solamente 2 sindacati su 3, ovvero ha deciso di lasciare fuori la CGIL, non ci ha proprio convocato. Comunque siamo riusciti, grazie alla preoccupazione per la lotta che portiamo avanti, la mobilitazione pacifica, siamo riusciti ad avere comunque un tavolo, c'è stato un tavolo e anche i 5 milioni in più che metterà nella legge di bilancio. Non è mancato poi un appello al Presidente della Giunta, Massimiliano Fedriga. Perché il Presidente Fedriga, in qualità di Presidente della Conferenza delle Regioni, alle nostre categorie nazionali ha detto che lui ci tiene alle relazioni sindacali, che vuole che ci siano e che siano buone. Allora io non posso pensare che il Presidente Fedriga pensi una cosa quando è Presidente della Conferenza e una cosa diversa nella sua regione. Quindi chiedo al Presidente Fedriga, che è Presidente anche di noi, che ci lamentiamo oggi, di far rispettare quello che lui dice a livello nazionale. Siamo alla cronaca, non ce l'ha fatta Matteo Tancredi, il 25enne di Cervignano del Friuli, che intorno alle 20:30 del 17 luglio scorso è rimasto vittima di un grave incidente stradale accaduto tra Grado e Aquileia lungo la regionale sulla Translagunare. Il 25enne aveva perso il controllo della sua 2 ruote ed era finito contro il guardrail, non erano rimasti coinvolti altri mezzi. Le sue condizioni erano parse subito gravissime, il giovane era stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, accolto in terapia intensiva. Ieri sera è arrivata la notizia della sua morte, troppo gravi le ferite che aveva riportato. I parenti nel dolore e nel lutto hanno scelto di donare i suoi organi, un gesto di generosità nel dramma per salvare altre vite umane. Versa in gravi condizioni una ragazza di 23 anni di Talmassons che questa mattina intorno alle 8:30 è rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo la regionale 353 nel comune di Muzzana del Turniano. Per causa del vaglio dei carabinieri della compagnia di Latisana intervenuti per rilievi viabilità si sono scontrate una Lancia Y condotta dalla 23enne e una Hyundai Tucson ibrida condotto da un cittadino straniero. Nell'impatto una delle 2 vetture è finita nel fossato a bordo strada. Ad avere la peggio è stata la giovane che è stata trasportata con l'elicottero sanitario al Santa Maria della Misericordia di Udine, ferito in maniera leve il conducente della Hyundai.
Un'automobile in transito lungo la A23 in direzione Venezia, poco dopo lo svincolo per l'uscita Udine Nord, ha preso fuoco. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo, ma la macchina è andata distrutta. Sul posto sono tenuti i vigili del fuoco per l'operazione di spegnimento. L'autostrada è chiusa perché deve andare in direzione Venezia, l'entrata obbligatoria è Udine Sud. L'FDS lancia l'allerta carenza di donazioni, non sono mai state così basse come in questo periodo e le scorte si stanno esaurendo. Per essere al sicuro le donazioni dovrebbero essere dalle 180 alle 190 al giorno, in questo periodo se ne registrano non più di 130. Siamo pronti per vedere il servizio. Chiama raccolta i donatori perché mai come in questo periodo le donazioni sono state così basse. Nelle prime settimane di luglio sono state 500 in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, commenta il presidente Roberto Flora, sottolineando che nell'Udinese quotidianamente servirebbero dalle 180 alle 190 donazioni. In questi giorni arrivano al massimo a 130-140. Tra l'altro il mese di giugno è stato negativo con un crollo in tutta Italia di donazioni che adesso vanno recuperate. La preoccupazione maggiore è dettata dal fatto che negli ospedali tutte le attività che si erano rallentate nel periodo dell'emergenza Covid sono riprese a pieno ritmo e le scorte di sangue si stanno esaurendo. Sappiamo che in caso d'emergenza i donatori sono pronti a presentarsi in autoemoteca o in ospedale, ribadisce Flora, ma attualmente c'è la necessità di rimpinguare le scorte in maniera graduale e costante per essere più sereni. In modo particolare in questo periodo c'è carenza di sangue zero positivo, continua il presidente FDS, ma è bene ricordare che c'è sempre bisogno di plasma. L'appello di Flora ai donatori si conclude con la raccomandazione a vaccinarsi contro il Covid. Bisogna dare fiducia alla scienza a tutela di tutti. A Bordano è in corso di restauro il grande murales mitologico, fu realizzato nel 2006 in occasione del Giro d'Italia, raffigura i grandi campioni della penisola, ormai aveva perso i suoi originali colori brillanti, un intervento voluto dall'amministrazione comunale. Al via a Bordano i lavori per far tornare a nuova vita un murales realizzato per celebrare la storia del ciclismo italiano, partendo dal mitico Bottecchia, a cui è intitolata anche una strada a Peonis di Trasaghis, dove perse la vita, passando per Coppie Bartali e arrivare a Pantani. Il murales fu realizzato nel 2006, spiega la sindaca di Bordano Ivana Bellina, in occasione del passaggio del Giro d'Italia nel comune delle Farfalle. A dipingerlo furono allora Giuseppe Brombin e Floriano Franzil, utilizzando un'ampia metratura lungo un tornante in salita che da Bordano porta alla frazione di Interneppo, lungo la viabilità che conduce poi alla strada panoramica del lago di Cavazzo. Nel tempo i colori erano sbiaditi a causa delle precipitazioni atmosferiche che l'avevano reso in alcune parti addirittura illeggibile. Adesso è stato finalmente individuato un artigiano capace di restaurare questo grande murales. I lavori sono già iniziati e restituiranno al loro originario splendore i colori della pittura. Un'opera che mira a restituire decoro ambientale e per la gioia dei tanti affezionati ciclisti che percorrono questo tratto, particolarmente apprezzato da chi viaggia sulle due ruote. Vigili del fuoco, volontari, protezione civile e forestale insieme per simulare lo spegnimento di un vasto incendio boschivo divampato in Val Resia. L'esercitazione è stata voluta congiuntamente per non trovarsi impreparati in caso di reale scoppio di un rogo in zone impervie e non sempre coperte da segnale telefonico. Un'importante esercitazione antincendio si è svolta a Resia alla presenza del direttore della protezione civile regionale Amedeo Aristei insieme alle squadre dei volontari della protezione civile, in particolare della Varresia ma anche dei comuni vicini, insieme al Corpo Forestale regionale, alla squadra alpinistica del Corpo Forestale regionale, ai Vigili del Fuoco e ai Vigili del Fuoco volontari dei nostri comuni. Molto importante questa esercitazione perché ci permette di prepararci nel caso in cui dovesse accadere davvero un incendio boschivo che interessa anche le abitazioni. Un'esperienza da ripetere, ottimamente riuscita, la presenza di molti bambini sui quali contiamo perché recuperino e mantengano questi valori di volontariato che sono la base dell'operato di questa esercitazione. È importante che si assumano
delle competenze, delle procedure in condizioni appunto come queste di esercitazione, per poi poter nel momento degli interventi effettivi, no, in emergenza essere rapidi nelle azioni, acquisire insomma degli automatismi e delle competenze che permettono di essere efficaci, efficienti nell'attività di spegnimento. Lo scopo è questo, lo scopo è quello di avere anche un'occasione di confronto, di condivisione di esperienze, perché ognuno di noi poi porta appunto quello che ha imparato, no, negli anni oppure nei corsi che si sostengono diciamo in materia, e quindi è un'occasione appunto per un importante confronto. Le squadre del Corpo Nazionale hanno operato a contrasto dell'incendio di Interfaccia e abbiamo operato su 2 fronti e nel giro di qualche mezz'ora abbiamo contrastato ed estinto l'incendio che minacciava le abitazioni. E chiudiamo con una bella notizia di sport, con lo storico bronzo per Mara Navarria alla prima medaglia olimpica con la gara a squadre di spada femminile. La stoccata decisiva è stata portata da Federica Isola, esordiente, che ha permesso di battere la nazionale cinese all'ultimo match per le spadiste azzurre, la terza medaglia olimpica della storia, e hanno così battuto la Cina, tornando sul podio dopo 25 anni con il terzo posto di oggi. Siamo in chiusura, grazie per l'attenzione. Subito dopo la pubblicità, appuntamento con A Voi la Linea. Buona giornata.